Noi facciamo le prove, stiamo facendo le prove, ma già sappiamo che è un successo. Aspettiamo una bella giornata e poi tanto divertimento, gioia e allegria. Sarà un giorno indimenticabile, vi aspettiamo tutti davanti alla fornacella, siamo qua. L'1 maggio è un giorno di allegria, specialmente qui a San Marco d'Alunzio, perché noi ragazzi ci impegniamo tanto per l'organizzazione. L'importante è anche mangiare, bere e divertirsi. E poi in questo contesto, dove ci troviamo noi esattamente? Qui siamo nel boschetto in contrada Monte San Giovanni a San Marco d'Alunzio. L'evento si chiama Wood Bosca in Festa, proprio perché il bosco in quel giorno diventa una festa. Come sarà articolata la giornata? Sveliamo qualche dettaglio della giornata? La giornata inizierà con il primo DJ che accompagnerà, diciamo, il pranzo, quindi verso l'1. Poi subito dopo ci sarà il gruppo che si esibirà a farci divertire, a cantare le nostre canzoni italiane. Poi ci saranno altri DJ, altri gruppi. Quest'anno abbiamo voluto portare qualche DJ un po' internazionale per invogliare anche le persone a venire a San Marco d'Annunzio al Wood Bosca in Festa a divertirsi. Per socializzare tutti insieme in questa giornata. Invitiamo tutti l'1 maggio per divertirci, mangiare, ballare E godere di e questa goderci bella di natura? questa bella natura. Ma cosa vogliamo di più della vita? Di mangiare in questo bosco, in questo verde. Come sta andando quest'anteprima? Guarda la naturalezza della carne. Venite a San Marco d'Alunzio, dove c'è natura c'è gusto e fratellanza. Siamo giovani e belli, se venite vi facciamo modelli. Giusto. E allora con questi auspici cosa possiamo dire? Ci vediamo il 1 maggio. Ma un entusiasmo incredibile quello che si respira in questa anteprima, tutto spontaneo. E questa è la bellezza dei video di Bella Sicilia. Qua c'è il palco dove si esibiranno i vari professionisti, gruppi folcloristi, DJ. È una giornata di divertimento, a San Marco d'Alunzio il divertimento sta diventando di casa, quindi siete invitati tutti a partecipare, ad incoraggiarci affinché continuiamo questa nostra esperienza. E poi cosa c'è di più bello che magari fermarsi là sotto quegli alberi, all'ombra di quegli alberi e mangiare carne dopo averla cotta e arrostita pochi secondi prima? Stiamo tornando all'originalità. A noi piace questa vita montana, la nostra vita, ci dobbiamo riappropriare dei nostri sapori, del nostro modo di fare, del nostro modo di essere. Questi siamo noi. La semplicità, la parola... La semplicità, ma essere semplici non significa essere perdenti. Forse essere semplici diventerà la parola vincente e quindi da là scatta l'inizio di qualche cosa di importante. E vi aspettiamo a San Marco d'Alunzio, l'applauso dedicato a voi, a quel giorno, perché vi aspetteranno momenti indimenticabili. E questo solo una piccola anteprima.